Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizoo e ARPAV. A Casius Veneti, riuscitissima kermesse dedicata ai formaggi che nei giorni scorsi ha richiamato a Piazzola sul Brenta, nel Padovano, oltre 40.000 visitatori, è stata inaugurata dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, Casa Veneto, il nuovo stand regionale che da qui in avanti rappresenterà il Veneto alle principali fiere in tema di agricoltura, zootecnia e ambiente. Casa Veneto è un'innovativa struttura interamente costruita con legno veneto certificato proveniente dai boschi della Val Visdende in Comelico. Lo stand vuole rappresentare un piccolo villaggio costituito da alcune case e una piazza che ricordano l'antico mondo contadino veneto. Infatti attorno alla piazza e alla casa principale, la Regione del Veneto, trovano posto le case che ospitano gli enti regionali come Veneto Agricoltura, CSQA, Intermizoo e Bioagro. Dopo l'emergenza Vaia si parla dell'aumento del biostrico tipografo che attacca l'abete rosso. Gli schianti di vaia, quelli causati dalla neve e la siccità estiva, le condizioni ideali per il proliferare anche nei boschi dolomitici del bostrico tipografo, insetto che colonizza l'abete rosso e sta infestando le foreste alpine. Siamo andati in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel Bellunese. Si chiama così perché il suo sistema di gallerie larvali del sistema riproduttivo ricordano appunto la scrittura tipografica e fu così ribattezzato da Linneo. Alle mie spalle vedete l'effetto che provoca l'attacco di bostrico tipografo su pecete, quindi su formazione sostanzialmente di abete rosso. Si vede dove l'insetto ha colpito e dove è entrato nelle piante nutrendosi della parte subcorticale e appunto sviluppando il suo sistema riproduttivo sotto il soggetto colpito. È in corso l'operazione di scortecciatura della pianta, che è molto importante per mettere allo scoperto gli individui di bostrico presenti sotto corteccia e diminuire così la loro difesa. Questa è un'operazione che chiaramente è onerosa, fatta con strumenti a mano, e fatta invece con macchinari risulta molto più agevole. Gli interventi di taglio sono finalizzati a ridurre la colonizzazione da epidemica a endemica. L'utilizzo di piante esca funziona in presenza di diffusioni più contenute. La lotta attiva più efficace è quella del taglio, quindi andare a intervenire su piante dove l'insetto è presente, e qui subentra la difficoltà nello scegliere e nel capire le piante da abbattere, perché le piante con chioma rossata tendenzialmente non hanno più l'insetto al loro interno, perché si sposta e si sviluppa su piante con chioma verde, quindi è necessario sviluppare anche un occhio allenato per capire dove è presente l'insetto e andarlo a colpire in quelle situazioni. Si tratta di favorire la natura nel suo processo di ripristino dell'equilibrio. Nei giorni 21, 25 e 26 ottobre presso la sala convegni della sede di Veneto Agricoltura a Legnaro nel Padovano si terrà un corso di formazione organizzato da Ismea Copernicus Academy in collaborazione con Regione Veneto, Veneto Agricoltura e Università di Padova dal titolo Copernicus, l'osservazione della terra e la gestione dei rischi catastrofali, un approccio integrato per il sostegno dell'impresa agricola. Il corso intende divulgare la conoscenza del programma europeo di osservazione della terra, Copernicus, e di formare all'uso in ambito agricolo delle tecnologie e dei servizi ad essi correlati. L'uso di tali approcci, metodi e prodotti innovativi apporta un evidente valore aggiunto nel miglioramento e nella difesa delle produzioni agricole, nei processi assicurativi del reddito delle aziende e della gestione del rischio in agricoltura, sia a livello di singola impresa sia a livello regionale. Il Veneto è la terza regione italiana dopo Umbria e Campania ad usufruire di questa iniziativa riservata ad un'utenza selezionata di consulenti agricoli. Il corso si concluderà il 28 di ottobre presso la Corte Benedettina di Legnaro con un contest dedicato alla verifica dell'apprendimento dell'attività didattica. Come sempre spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
Ormai quasi tutte le varietà di olive stanno arrivando alla maturazione. Le attuali condizioni climatiche hanno rallentato l'attività della mosca delle olive e si è registrata una leggera diminuzione di catture da adulti. Per il fine settimana non si prevedono piogge, ma durante le giornate di sabato e domenica il cielo sarà più coperto, con un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Le temperature, già ora sopra la media, aumenteranno ulteriormente. Spazio ora ai nostri consigli culinari con lo chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a servire una fantastica frittura di pesce, il pesce del nostro Alto Adriatico, che andremo a servire con delle piccole verdure in pastella. Dopo aver mondato e pulito tutti i nostri pesci, andiamo a preparare la pastella con farina di mais molto fine e birra. Immergiamo prima il pesce e poi le verdure nella pastella e andiamo a mettere nell'olio caldo. Friggiamo giusto qualche minuto, giusto il tempo di fare una bella parte croccante esternamente, ma internamente che rimangano morbidi. Andiamo ad impiattare nel nostro bel piatto rotondo, preparando in altezza tutti i nostri vari pesci e le verdure. Finiamo con una bella grattugiata di lime. Una frittura non può che andare d'accordo con una grande bollicina, in questo caso siamo in provincia di Vicenza, Extra Brut Rosé 7, dall'opificio del Pino Nero in purezza, un vino straordinario. Questo è tutto, come sempre AgriNews vi aspetta nella prossima puntata. Arrivederci.